Onorevole Di Mauro, si parla tanto della candidatura del dottore Miccichè che l'ha anche accettata, tra qualche giorno ci sarà la presentazione. Un suo punto di vista, come sarà il panorama politico in vista appunto delle elezioni? Già c'è molto movimento, Firetto, si fanno anche altri nomi, Zambuto che è sceso in campo. Sì, certamente un fatto positivo, un uomo che proviene dalla professione, che sceglie di candidarsi, che sicuramente avrà avuto molte sollecitazioni e rispetto a questo intende ovviamente spendersi per questa città. Io gli ho parlato qualche giorno fa e mi diceva a chiare lettere proprio che Agrigento è una città in grande stato di bisogno, che segna negli ultimi anni, credo che così senza voler vantare nessuno, ma che se c'è stato un sindaco importante, significativo per la città di Agrigento, ci fermiamo ai tempi di Lillo Sodano, c'è la necessità, mi diceva proprio Miccichè, dell'attenzione di quello che di quelle che sono le capacità sul piano finanziario del governo nazionale e del governo regionale. Ciò cosa vuol dire? Vuol dire che siamo dinanzi a una consapevolezza della gravità della situazione in cui versa Agrigento e per cui un professionista che decide di scendere in campo, di accettare la sollecitazione e le indicazioni che provengono un po' dal mondo professionale e dai mondi diversi è un segnale importante e che però necessita di questo segnale che auspicava il dottor Miccichè in questo confronto. Speriamo che le cose possano andare come lui auspica. Ecco. Per la candidatura di Zambuto che ne pensa? Ma guardi, Zambuto è stato già candidato sindaco di Agrigento, lo è stato per 2 volte, per 7 anni, mi ha sollecitato a suo tempo anche insieme ad altri amici un sostegno, ho detto prova, chiedi in giro eccetera. Io credo che oggi la città di Agrigento abbia bisogno di novità, di fatti politici diversi, di puntare su nomi nuovi che all'insegna di un rapporto leale di collaborazione ovviamente con i partiti ci possa essere quella giusta attenzione. Ripetere esperienze che in passato non hanno segnato momenti di esaltazione o comunque momenti di grande attenzione credo che non possa che a mio parere non segnare momenti positivi. Miccichè è un'espressione nuova, come dicevo poco fa, che ha un suo valore, una sua anzi, consistenza sul piano così delle relazioni, dei rapporti, di un bel nome per la città di Agrigento. Sindaco Firetto fa un rimpasto con 2 nuovi assessori, che segnale politico può essere per il futuro? Guardi, diventa tutto la normalità, ci si organizza per la campagna elettorale e evidentemente Firetto con la scelta di queste 2 persone spera di avere un valore aggiunto. Io non esprimo giudizio sulle persone, ognuno è libero di scegliere le proprie candidature. Il tempo che è trascorso da quando Firetto è sceso in campo è abbastanza significativo, sono trascorsi più di 4 anni, i risultati li conosciamo tutti, la città poi sarà chiamata a votare e a fare le proprie valutazioni. Allora, ecco, si parla della Lega, 5 Stelle, il PD, alla luce di quanto sta emergendo attualmente in un quadro politico sempre in evoluzione, Agrigento cosa può dare? Guardi, io dico questo, che noi non dobbiamo tenere in considerazione i partiti e giustamente mi diceva proprio l'altro giorno, mi piace ripeterlo, Miccichè, io rivolgo l'attenzione se mi decido a candidarmi, cosa che poi a quanto pare ha deciso, di rivolgersi ai governi e c'è una grande differenza tra governi e partiti, perché il governo vuol dire istituzione, vuol dire che lui deve interloquire con Cancellieri che è vice ministro, deve interloquire con Musumeci, il presidente della regione, perché questa città è al disastro, cioè non c'è traccia di un investimento pubblico, non c'è traccia di progetti cantierabili. Credo che sia arrivato il momento di spogliarci ognuno di noi dalla propria appartenenza politica e cercare di dare una mano in una città che versa in una condizione difficile e che a tutt'oggi la piaga della disoccupazione che nasce dal mancato sviluppo continua ad essere così presente da determinare un ingente numero di persone che ogni anno se ne va al nord. Qui una volta partivano solo le capifamiglia, oggi partono pure i ragazzi,
ragazzi, le mogli, i figli, i nipoti, partono tutti proprio alla ricerca di un lavoro, di una situazione dignitosa per ogni persona. Quindi in questo quadro, credetemi, le polemiche, le considerazioni inutili che ho sentito in questi giorni, gli appunti che vengono fatti, ognuno è libero di fare la propria campagna elettorale che ritiene. Se dovesse praticamente pensare qualcuno di agire in maniera tale da determinare nei confronti dei candidati atteggiamenti che possono, ecco, pensare di intimidire, evidentemente sarà una campagna elettorale volta allo scontro anche di natura personale. Pazienza, lo faremo. La mia idea è quella che bisogna vedere di mettere sui programmi, sentire dichiarazioni, ascoltare la gente e poi farlo decidere la gente. Tuttavia, se gli atteggiamenti dovessero essere diversi, procederemo a comportarci diversamente.